Buonasera dalla redazione TG10, i titoli e gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. Ragazze minacciate e costrette a prostituirsi, scatta l'operazione dei carabinieri di Locri Sex Home, le case del sesso a Siderno e Rende, 7 le persone arrestate. C'è la nomina del nuovo subcommissario Maria Crocco, per il resto nella sanità calabrese non è cambiato nulla, tutto fermo, criticità ancora irrisolte. Situazione difficile nei call center calabresi, il sindacato si mobilita. Assemblea del PD a Rende per mettere a punto le strategie in vista delle regionali, presente l'esponente nazionale Oddati che ha parlato di congressi e candidature. Cerimonia a Crotone per ricordare il giudice Borsellino e gli agenti della tua scorta uccisi alla mafia nella strage di Via D'Amelio, iniziativa per riaffermare il valore della legalità. Ore calde di calciomercato per le squadre calabresi, il Cosenza alla ricerca di un centrale per sostituire Dermacu, il Crotone pensa ad un clamoroso ritorno, bene la Regina, la più attiva, riflettono Catanzaro e Rende. Ancora buonasera dalla redazione TG10, dunque la cronaca in primo piano, case d'appuntamento, ragazze minacciate, costrette a prostituirsi, è scattata l'operazione a Locri, Sex Home, le case del sesso erano a Siderno ma anche a Rende, 7 le persone arrestate, tra loro ci sono anche 3 donne, altre 3 sono al momento irreperibili, sentiamo. Ragazze indifese costrette a prostituirsi con minacce di morte e violenze che avrebbero potuto estendersi in caso di rifiuto anche alle loro famiglie d'origine. È lo spaccato che emerge dall'inchiesta Sex Home, la casa del sesso, che oggi ha portato all'arresto di 7 persone, tra cui 3 donne, 2 marocchine e una dominicana, con l'accusa di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Altre 3 donne, indagate nella stessa inchiesta e destinatarie di ordinanza di custodia cautelare in carcere, risultano al momento irreperibili. Il blitz dei carabinieri della compagnia di Locri è scattato alle prime luci dell'alba. Una delle donne finite in manette, con la complicità di una delle ricercate, sarebbe riuscita a gestire tutta l'attività che ruotava intorno ad un appartamento che avrebbe affittato a Siderno. Secondo gli investigatori, la donna avrebbe gestito anche un altro appartamento nel centro di Milano, dove avrebbe ospitato varie prostitute, organizzando gli incontri e pattuendo con i clienti anche il prezzo della prestazione sessuale. Le altre 2 ricercate, invece, con la complicità di un cosentino, un 52enne arrestato nel corso del blitz di oggi e già coinvolto in altre inchieste simili, sarebbero riuscite a gestire degli appartamenti a Siderno e a Rende, il cui proprietario sarebbe stato a conoscenza dell'attività che si svolgeva all'interno e dunque permettendone il particolare utilizzo. In 2 anni di indagini gli inquirenti hanno documentato un giro di quasi 1 migliaio di clienti e ogni incontro veniva pagato dai 50 ai 200 euro, un numero talmente alto che in alcune circostanze le richieste si sarebbero addirittura accavallate, causando anche delle lunghe attese all'esterno degli appartamenti, 3 dei quali ubicati nelle vie centrali di Siderno. C'è la nomina del nuovo subcommissario Maria Crocco, siamo passati alla sanità, che prende il posto del dimissionario Shell, per il resto nella sanità calabrese non è cambiato purtroppo ancora nulla, tutto è fermo, tante criticità che sono ancora irrisolte. Finalmente c'è una novità che riguarda la sanità, eccola, la nomina del subcommissario che affiancherà Cotticelli. Maria Crocco, abruzzese, dicono essere manager di lungo corso ed esperta in materia di sanità. Tutto qui, per il resto c'è calma piatta, i problemi ci sono sempre, le difficoltà aumentano e i cittadini sopportano, come avviene ormai da tempo immemorabile. La ministra ieri ha fatto sapere di aver inviato una task force per l'ospedale di Cetraro dopo la morte di una giovane di 35 anni che ha indignato e commosso tutti, ma di altro la rappresentante del governo non ha fatto. Niente nomina dei commissari nelle ASP rimaste ancora in attesa e niente assunzioni, almeno fino a quando il prossimo 1 agosto non ci sarà la riunione del tavolo Adduce. In tutta questa attesa lunga, estenuante e complicata c'è il presidente Oliverio che scrive al commissario Cotticelli e ai 5 prefetti della Calabria per denunciare la paralisi del sistema in seguito al vuoto legislativo prodotto dal decreto. Alle parole messe nero su bianco dal governatore bisognerebbe aggiungere ciò che accade negli ospedali, dove se non fosse per lo spirito di abnegazione del personale medico e paramedico si bloccherebbe tutto e nel frattempo si procede in attesa chissà di che cosa, magari di un altro intervento speciale, visto che il primo non ha sortito gli effetti sperati, anzi ha peggiorato e di molto le cose. La pagina del lavoro, situazione davvero difficile per quanto riguarda i call center calabresi e il sindacato si mobilita. Sentiamo.
La questione dei call center in Calabria è al centro di un incontro voluto dalla UIL. Dopo il tavolo al Mise è saltato per l'assenza del ministro Di Maio. È una situazione di crisi, sottolinea il segretario Santobiondo, che parla di mobilitazione se il governo nazionale sottovaluterà ancora la problematica. Non comprendiamo con molta sincerità il fatto che il governo nazionale, dopo gli impegni assunti anche nei confronti della nostra regione per il rilancio occupazionale e sociale, ieri abbia disertato il tavolo il vice ministro, ministro del lavoro e delle politiche economiche e sociali. Quindi noi riteniamo che sia, come dire, un comportamento ingiusto e ingiustificato rispetto a quello che è il tema. Da diverso tempo ormai stiamo affrontando la vicenda sul piano regionale, ma riteniamo che solo il tavolo nazionale può certamente trovare una soluzione a questa crisi di settore, perché di questo dobbiamo purtroppo oggi parlare. Serve massima attenzione da parte del governo nazionale ma anche regionale, che deve scendere in campo per far ripartire lo sviluppo della nostra terra. Quello dei call center è un settore che va certamente normato, bisogna evitare che ci sia la pirateria che si sta praticando da parte del committente, ma anche da parte di quelle aziende che in concorrenza sleale sottraggono il lavoro alle aziende più strutturate come Abramo, che in Calabria ce ne sono parecchie. Quindi noi riteniamo che ci debba essere la massima attenzione, lavoriamo sul piano regionale, lavoriamo qui a Crotone, ma la vertenza riguarda tutta la Calabria, ci sono presidi su Cosenza, su Catanzaro e quindi non possiamo certamente non mollare. Ci preoccupa il fatto che la deputazione parlamentare calabrese non marchi questo aspetto. In una regione dove l'occupazione dei giovani e delle donne dà risultati veramente negativi importanti, non può non esserci un'attenzione particolare in questo mondo, nel mondo del call center, dove c'è un'alta presenza di giovani e donne anche con alta scolarizzazione. La politica adesso, assemblea del PD arrende per mettere a punto le strategie in vista delle regionali, presente anche l'esponente nazionale Oddati, che ha parlato sia di congressi che di candidature. Qualcosa in più la si saprà dopo la direzione nazionale, in programma il 26. Fino ad allora il PD calabrese non può fare altro che aspettare. Niente di deciso quindi nell'assemblea cosentina, alla quale Zingaretti ha voluto ci fosse uno dei suoi, Nicolò Oddati. L'ha mandato in Calabria per cercare di capire che aria tira, quanti sono a favore di Oliverio per la ricandidatura e quanti invece protendono per la scelta di un nuovo candidato. Si è parlato di tutto, del governo della regione, del congresso e perfino delle primarie. Passaggio quest'ultimo non possibile, visto che il partito è commissariato, così come appare difficilissimo apparecchiare per il congresso con le elezioni alle porte. E allora che si fa? Odani vorrebbe che si facesse, perché la scelta dei candidati nelle regioni interessate dal voto dovranno essere scelti dagli organismi democraticamente eletti. Domanda d'obbligo quindi. Allora, che si fa? Era giusto che il gruppo dirigente nazionale del Partito Democratico fosse qui ad ascoltare in questa assemblea di circoli territoriali di dirigenti della provincia di Cosenza anche verso le elezioni regionali, qual è il clima, qual è l'umore dei militanti, degli iscritti, dei dirigenti del partito, qual è la valutazione sull'esperienza di governo calabrese in questi anni, cominciare a costruire la prospettiva. Naturalmente la prospettiva non si costruisce oggi, non si decide oggi, ma attraverso un percorso democratico di coinvolgimento non solo dei militanti e degli iscritti del Partito Democratico, ma dei cittadini calabresi e per valutare insieme quali sono le scelte migliori da compiere. Noi abbiamo bisogno di lavorare ad unire tutto il partito, a creare una coalizione forte ed inclusiva che comprenda anche elementi di civismo democratico, provare a continuare a governare questa regione, vedendo anche quali sono gli elementi di innovazione necessari da immettere nella nostra proposta politica. Un episodio grave, ancora da comprendere appieno, è successo questa mattina a Diamante. Passiamo alla cronaca. Un ragazzo è precipitato dalla balconata dal lungomare ed è in gravi condizioni.
È stato trasportato in via di soccorso all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza il giovane caduto nel vuoto al lungomare di Diamante. È successo dopo le 11 nella cittadina del Tirreno Cosentino. Il ragazzo è precipitato dalla nota passeggiata del centro, denominata Ludovico Fabiani, affacciata sul mare. Si sarebbe ferito in maniera grave, ma non sarebbe in pericolo di vita. Momenti di tensione e paura sono vissuti nel centro del Tirreno Cosentino, che al momento dell'accaduto era affollato di turisti e passanti. Non si conoscono le cause della caduta, se per un malore o altro, ma non viene scartata alcuna ipotesi. Immediato l'intervento dei carabinieri della compagnia di Scalea del 118 che hanno allertato dei soccorso per trasportare il giovane all'Annunziata. L'elicottero è atterrato nella zona Riviera Blu, dove poi è decollato con a bordo il giovane. Andiamo adesso a vedere altre notizie, altri fatti nei nostri 100 secondi. 3 atti vandalici a distanza di 24 ore l'uno dall'altro ai danni della sede del Circolo della Stampa Maria Rosaria Sesta di Cosenza, ubicata all'interno della stazione ferroviaria di Vagliolise. Prima la porta d'ingresso forzata, poi la rottura dei vetri del portoncino, danneggiata anche la porta del dopolavoro ferroviario che si trova a fianco della sede del Circolo della Stampa. Il presidente del Circolo Franco Rosito esprime forte preoccupazione. Abbiamo il sospetto, dice, che i locali vengano utilizzati da senza tetto. I carabinieri di Petilia Policastro hanno arrestato un uomo di 44 anni per ricettazione, detenzione abusiva di arma clandestina e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno rinvenuto in un muretto a secco dell'azienda agricola dell'uomo nella frazione Pagliarelle 4 fucili e varie munizioni. Nella stessa proprietà sono state trovate anche 2 piante di marijuana, un bilancino di precisione e materiale da taglio per il confezionamento. Ha aggredito e picchiato ripetutamente la moglie, in manette un 53enne di San Sostene. I carabinieri di Soverato hanno eseguito un'ordinanza di custodia agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti dell'uomo ritenuto responsabile di maltrattamenti nei confronti della coniuge. I militari, dopo varie denunce presentate dalla vittima, hanno avviato le indagini, al termine delle quali ne sarebbe emerso un quadro fatto di ripetute aggressioni fisiche e verbali da parte dell'uomo. L'indagato avrebbe anche puntato un coltello alla gola della convivente. E di 4 feriti il bilancio di uno scontro frontale tra 2 auto, una Jeep Renegade e una Mercedes, avvenuta a Crotone. Secondo i primi rilievi effettuati dalla polizia locale, a causare lo scontro l'invasione di corsia da parte della Jeep. L'autista della vettura è risultato positivo all'alcol test, per lui è scattata la denuncia anche per il reato di lesioni personali stradali. E di un 48enne nato a Busto Arsizio ma residente a Isola Caporizzuto, il corpo rinvenuto oggi pomeriggio in un'abitazione del centro in provincia di Crotone dai vigili del fuoco intervenuti su richiesta dei carabinieri per soccorrere una persona che non dava proprio notizie da tempo. I vigili del fuoco, dopo aver forzato la porta d'ingresso, hanno trovato il cadavere dell'uomo in avanzato stato di decomposizione. Le cause del decesso sono da accertare, le indagini sono condotte dai carabinieri. E sempre nel Crotonese, in particolare nel centro città, cerimonia per ricordare il giudice Borsellino, gli agenti della sua scorta uccisi dalla mafia nella strage di Via D'Amelio, iniziativa per riaffermare il valore della legalità. Una cerimonia semplice ma intensa a Crotone per ricordare la strage di Via D'Amelio, in cui furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e 5 componenti della sua scorta. La manifestazione nel giardino dedicato proprio a Falcone e Borsellino, 2 eroi del nostro tempo, servitori dello Stato che con il loro sacrificio continuano ad essere un esempio per tutti. Al centro del parco l'ulivo intitolato ai 2 magistrati. Con Paolo Borsellino, dicevamo, sono stati ricordati anche i componenti della sua scorta: Manuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. Non solo però una commemorazione, un ricordo, ma anche e soprattutto la volontà di voler riaffermare il principio della legalità. Vogliamo come ogni anno prendere spunto da questa giornata per rinnovare un impegno, che è un impegno nella società, che è un impegno verso la giustizia e verso la legalità. Come ogni anno ci sono qui i ragazzi dei Campi di Libera che con la loro presenza testimoniano questo impegno anche dei più giovani verso un'Italia che sia più equa, più giusta per tutti e che soprattutto scelga la lotta alla mafia come primo vero obiettivo di ogni governo. E per il Festival delle Invasioni è stato il Teatro Rendano ad ospitare lo spettacolo Redemption Day, terzo capitolo del progetto Amore sbarrato con i detenuti della casa circondariale.
Redemption Day è un atto unico, liberamente ispirato al Moby Dick di Herman Melville. Sconfiggendo la balena bianca, che altro non è che la paura dell'ignoto, i diversi personaggi si riappropriano della loro autostima e cominciano una nuova vita. I protagonisti sono 8 detenuti della casa circondariale di Cosenza. Questo è il terzo capitolo del progetto Amore Sbarrato, ideato da Adolfo Adamo ed inserito nel Festival delle Invasioni. 3 anni fa ci venne l'idea appunto di annullare le distanze fra l'universo carcerario e il mondo, diciamo, libero. Allora io ho scritto questo progetto dal titolo Amore Sbarrato. È andato molto bene, critiche, recensioni ottime il primo anno. Il secondo, il sogno, continua e adesso siamo diventati una realtà. Amore Sbarrato capitolo 3, il ritorno. Ho alzato il tiro perché è una drammaturgia liberamente ispirata al Moby Dick di Melville, anche se abbiamo completamente stravolto la storia, e il titolo è Redemption Day, il giorno della redenzione, ma visto non da un punto di vista, diciamo, cattolico, ma più da un punto di vista laico. I ragazzi hanno conosciuto per la prima volta, alcuni di loro, il senso dell'autostima, il senso dello studio, anche del lavoro, e l'importanza della cultura e di avere le parole. In questo caso il teatro, il lavoro è solo un pretesto per andare a vedere quello che accade dentro e fuori l'uomo, e io credo fortemente in questo. Il coinvolgere i detenuti in un vero lavoro teatrale è un progetto che unisce cultura e sociale. Un evento sociale ma anche un evento culturale molto importante, quello di Amore Sbarrato, un messaggio importante che si vuole lanciare in una città che è quella di Cosenza, una città colta, una città aperta, una città che ama manifestare anche la sua voglia di lanciare dei messaggi importanti attraverso laboratori e spettacoli come questo. Adesso il calcio, ampia pagina, cominciamo con il calciomercato. L'esperienza al potere sembrava poter essere la strada maestra da perseguire per poter sostituire Dermacu. Invece Raffaele Schiavi si starebbe allontanando di ora in ora dal Cosenza. Avanza l'Ascoli per l'esperto difensore in uscita dalla Salernitana. Il Cosenza ci ha provato ma deve arrendersi al Pescara nella corsa a Luca Palmiero, rispettato il patto di ferro tra dirigenze. Il regista sarà il perno del prossimo centrocampo di Luciano Zauri. Sorprese in arrivo per Giovanni Stroppa, identikit gettato per l'attacco, senza escludere clamorosi ritorni. Regina attiva anche in uscita prima di azzanare il mercato per le ultime pedine da regalare a Toscano. Nodo buona uscita tra Baclella, Virtus Francavilla, Strambelli in uscita, tutto fermo sul fronte Bellomo. Il Catanzaro aspetta la proposta irrinunciabile per Dursi, countdown per il ritorno di Perucchini tra i pali delle Aquile. Ufficializzati Greco e Mendola, la Vibonese studia il colpo grosso, puntare, azzannare e poi ufficializzare il diktat di battaglia per assaltare il mercato. Andiamo invece nei ritiri, cominciamo con Cosenza, Crotone, vediamo. Corrono, sgambettano fra i boschi della Sila i ragazzi del Cosenza Calcio, che proprio ieri hanno iniziato il ritiro in quel di San Giovanni in Fiore, dove resteranno fino al prossimo 3 di agosto. Preparazione atletica ma anche partitella sul campo del Valentino Mazzola, rimesso a nuovo e ridipinto con i colori della squadra dei Lupi. Riprende dunque il cammino del Cosenza verso la seconda stagione nel campionato cadetto, mentre domani il presidente Guarascio, il DS Trinchera e mister Braglia si incontreranno per fare il punto della situazione e stabilire le prossime mosse da compiere in questa fase di calciomercato. Intanto torna a parlare il capitano Angelo Corsi, che non ha mai smesso di lavorare duramente per recuperare dall'infortunio, ed ora anche per lui si apre una nuova fase. Il suo compito è quello non solo di accogliere ma di inculcare ai nuovi arrivati la mentalità giusta per affrontare al meglio la stagione. Ogni giocatore ha la sua personalità, le sue caratteristiche, il suo modo di fare. L'importante è sempre il rispetto del gruppo, l'importante è che quando entra nel nostro spogliatoio sa che prima viene il noi dell'io. Quando riesce a capire queste cose e si mette a disposizione dei compagni, poi è normale che la tecnica, la forza di un giocatore è soggettiva, quindi dà un quid in più alla squadra, ma l'importante è che sempre davanti a sé mette il noi. Quando mette il noi davanti problemi non ce ne sono, anche se magari può essere una testa calda come tante volte si dice, non è quello il problema. Bisogna amalgamarsi e cercare di venirsi incontro tutti quanti, cioè non bisogna mai pensare che io sono giusto o un altro è sbagliato, bisogna sempre venirsi incontro. Nel momento in cui si fa questo e si mette noi davanti i problemi non ce ne sono mai.
Prosegue anche il ritiro del Crotone. Golemic è la prima volta che inizia la preparazione pre-campionato in Italia, visto che lo scorso anno ha raggiunto i pitagorici al campionato in corsa e si dice pronto a fare bene anche in questo secondo anno in rossoblù. In Serbia facevamo più o meno spesso, andavamo sulla montagna 2 o 3 settimane, in Svizzera invece facevamo tutto il ritiro a Lugano, poi forse una settimana andavamo sulla montagna, ma non facevamo solito ritiro, facevamo più a fare team spirit, quindi è un po' diverso rispetto all'anno scorso che ho fatto. Regina scatenata in Serie C dopo i colpi messi a segno. Nell'ultima settimana si lavora al centro sportivo Sant'Agata e si raccolgono le prime impressioni degli ultimi arrivati. Sentite le parole di Marco Rossi, difensore amaranto. Quest'anno puntiamo a fare bene perché la società sta allestendo una grande squadra, quindi avremo obiettivi importanti quest'anno, riportare la Regina alla società dove merita. Sicuramente posso dare tanta esperienza perché comunque ormai è da un po' di anni che gioco, quindi credo di poter dare questo, aiutare i compagni più giovani e insieme ai più anziani, comunque cercare di stimolare tutti a partire dagli allenamenti. È il momento di occuparci della Vibonese, sentiamo. È partita la nuova stagione della Vibonese ed è una partenza all'insegna del cambiamento. Dopo l'era Orlandi, il cambio della panchina, ora affidata a Giacomo Modica, rappresenta una svolta anche in termini di filosofia di gioco. Idee chiare, concetti diretti, l'allievo prediletto di Zeman. Ieri pomeriggio ha guidato il primo allenamento con il gruppo. Sono venuto qua perché c'è stata la volontà forte da parte del direttore tecnico, di Beccaria, di Lo Schiavo, e non ultimo il presidente Caffo, quindi queste sono cose che lusingano per uno che fa l'allenatore. E noi dobbiamo essere bravi a cercare di costruire quello che sarà il proseguo della nostra stagione con grande dedizione, con grande passione, con grande voglia di voler dare tutto se stessi, ma rispettando le regole. Altre due definizioni che sono caratteristiche: calcio spumeggiante, far divertire il pubblico. Beh, chiaro, è l'intendimento mio cercare di poter dare soddisfazione attraverso un gioco, quindi dobbiamo lavorare per questo, perché è fondamentale avere l'opportunità di sapere di essere gratificato per tutto ciò che propone durante la settimana. È una squadra work in progress che ha bisogno ancora di innesti e anche di valutazione su chi è il caso che resti oppure vada via. Sì. Abbiamo bisogno di valutare qualche elemento, abbiamo bisogno che questa rosa venga ampliata e aggiustata con dei tasselli che in questo momento sono mancanti, però io ho piena fiducia perché la società è presente, la società ha voglia, quindi non ha solo messo dentro solo ragazzini, ci sono anche quelli esperti e qualcuno che se n'è andato deve essere sostituito. E adesso il meteo per le prossime ore, vediamo. La presenza di un promontorio anticiclonico continua a garantire una fase di tempo stabile sulla Calabria, sebbene le aree montuose e le aree limitrofe potrebbero essere interessate dai classici temporali di calore pomeridiani, con temperature sempre leggermente al di sotto delle medie stagionali, ma che inizieranno gradualmente ad aumentare dalla giornata di sabato. Domani cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, nel corso della giornata solito sviluppo di nuvolosità cumuliforme sulle aree montuose con possibili deboli fenomeni, temperatura in leggero rialzo. Passiamo al comportamento di mari e venti, domani poco mosso quasi calmo il Mar Tirreno, con venti deboli di direzione occidentale, calmo il Mar Ionio con venti a regime di brezza. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci, buona serata e anche buon weekend.